In Italia sono circa 20.000 le aule che dovranno essere allestite in spazi alternativi agli istituti in vista dell'inizio del prossimo anno scolastico e l'ANCI nazionale annuncia la pubblicazione di avvisi pubblici in diversi comuni per il reperimento di luoghi alternativi alle classi. Mancano 35 giorni al suono della prima campanella e sono ancora molte le questioni aperte. Una su tutte è quella dei trasporti direttamente collegata all'organizzazione scolastica alla luce della necessità di scaglionare gli orari di entrata dei ragazzi e ancora il nodo dell'organico aggiuntivo docente e non. Molto si è discusso dei banchi monoposto dotati di ruote, ma sottolinea il presidente veneto dell'Associazione Nazionale Presidi, non è tanto questo il problema. L'importante è che chi ha bisogno di banchi li veda arrivare prima dell'inizio delle lezioni, perché se no le capienze che sono state stimate dalle varie scuole potrebbero non essere più quelle rispettabili. Ogni aula e laboratorio sarà dotato di dispenser di igienizzante, si dovranno evitare assembramenti in entrata e in uscita e in caso di sospetti positivi. Ogni scuola deve individuare per ogni plesso uno spazio dedicato dove ospitare lo studente o anche il personale che manifestasse comunque dei sintomi suggestivi, diciamo, di quello che può essere un'infezione da Covid. La persona verrà dotata di mascherina chirurgica e invitata a raggiungere il proprio domicilio, verrà informata l'ULSS competente e il Dipartimento di Prevenzione attiverà il protocollo previsto. Ancora da chiarire invece quale sia il numero di casi positivi che potrà far scattare la chiusura dell'intero plesso scolastico. Se il Dipartimento di Prevenzione dice basta che isoliate per 14 giorni gli allievi di quella classe, noi faremo quello. Se disgraziatamente ci fosse il rischio di come dire, di un focolaio più ampio, ci dovremo adattare a quello che il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL ci dirà.